Federico Marini con noi, buongiorno. Buongiorno Federico, bentrovato. Allora, nel frattempo c'è stato una sorta di confronto ulteriore sui temi trattati nell'approfondimento con Mario Tasca per quanto riguarda il discorso di queste nuove realtà politiche che arrivano. Qualcuno, senza far nomi, qualcuno dice: ma se questa fosse la nuova versione del PD e il PD venisse stritolato e anche a livello nazionale sia questa la strada e Renzi se dipende, lo succhiano, risucchiano? Con una domanda storica e drammatica nello lo chiedo stesso perché tempo, anche Federico Marini ovviamente è interessato a questo tipo di argomenti. Come tutti i soggetti sociali. Certamente noi siamo un soggetto imprenditoriale e abbiamo rapporti interessati. continui e quotidiani con il mondo della politica e dell'amministrazione, ovviamente. Ecco, quindi non sapremo mai fino a che non accadrà se questa sia la vera intenzione, però noi buttiamo lì, che chissà. Noi lavoriamo per Renzi non sta simpatico a tutti, per le imprese, anzi sta poco simpatico. Almeno a sinistra sì, e lui gode, è strano, è assurdo, in un quadro più generale tra i moderati, non goda lì, ma obiettivamente lui di sinistra non è mai stato di sinistra. Lui viene dalla democrazia cristiana, è un progressista, diceva non è la nuova corrente del berlusconismo, è Berlusconi però quando ha fatto il proclama dell'abbassare le tasse. Però attenzione, non bisogna sottovalutare Renzi, perché la proposta che ha fatto Mattini, e se dovesse andare in porto questa riforma del fisco e altre cose, può essere anche una svolta. Cominciamo a sperare, visto la riforma del fisco, che non aumenti ancora l'IVA, perché questo è uno dei temi. Il problema è che se abbassi, noi siamo assolutamente favorevoli, ci mancherebbe, all'abbassare le tasse, tutti lo vorremmo. Il problema è che la coperta è corta. L'IVA, però, il problema è la coperta è corta, perché se la togli da una parte, da un'altra parte la devi l'unica aumentare. nazione che ha il 22% di IVA. Però se passa le sue tesi di Renzi è quello: se cresce la ricchezza, che lui ha fatto questi sgravi, se avremo più ricchezza potremmo avere anche più somme per abbassare le tasse. Questo su questo argomento stiamo discutendo da 20 anni, da 25, da 30 anni. Però tu mi insegni poco fa, in tempi brevi, c'è stata una leggera ripresa dell'economia. Sì, assolutamente. Dobbiamo dire che c'è stata una frenata, diciamo, della crisi, e questo significa che un attimino magari si può vedere non dico con occhiali rosa, però possiamo guardare forse poco a poco con più serenità al futuro. È molto dura, gli artigiani, soprattutto in Sardegna, il rimbalzo della crisi inizia più tardi e finisce molto più tardi in Sardegna. Questo ricordiamocelo, perché ha un tempo molto più elastico, e noi questa cosa dobbiamo governarla. Hai un po' di dati, un po' di fogli lì? Sì, allora, te vedevo. Sì, esatto, parliamo di un argomento abbastanza diciamo in tema con l'estate, quindi il turismo. Stamattina facciamo partire un comunicato stampa su artigianato e turismo, e dobbiamo dire che un'impresa su 6 di tutte quelle iscritte all'albo delle imprese artigiane hanno rapporti con il turismo. Le imprese che lavorano appunto con i turisti e con tutti i servizi sono circa 6.500. Sono in leggera diminuzione, c'è stata una diminuzione, appunto un calo di circa 61 imprese rispetto all'anno scorso. Questo è dovuto anche alla chiusura proprio delle imprese, di tutte le imprese, però 6.500 imprese che lavorano a contatto con il turismo, per i servizi, per l'agroalimentare, per i trasporti, per la somministrazione di bevande e alimenti, sono molto importanti. Ho visto anche i dati, sono circa un anno e mezzo fa, sugli arrivi. Gli arrivi in Sardegna sono circa 10 milioni, più di 10 milioni. 10 milioni? 10 milioni di presenze. Questa è 10 una buona milioni notizia. Di presenze, sì. Possiamo acclararla come una buona notizia. Di un anno, 10 milioni di presenze, e quasi il 50% sono presenze straniere. Buono. Ciò significa che buono, buonissimo, non lo so. Buono. No, nel senso che gli italiani sono sempre meno, però il capitale fresco è il 50%. E teniamo presente che ovviamente chi arriva in Sardegna sono
tedeschi, sono francesi, sono inglesi, sono americani, sono persone, sono turisti che hanno una maggiore disponibilità non 100 economica. miliardi sempre nel settore, Sì. ma secondo te, che tu hai veduto la tua cultura eccetera, che potenzialità abbiamo noi come turismo? Potremmo arrivare a 16 o 17 mila. Allora, io mi ricordo che io leggo quelle della Sicilia. Io mi ricordo di l'obiettivo, milioni, l'obiettivo certo. Vediamo. parlo già di quando c'era l'assessore Roberto Frongia. Lo ricordo molto sì, bene. esatto, dell'avvocato Frongia. Sì. L'obiettivo era 40 milioni. Teniamo conto che le Baleari ne hanno circa 50, però Sì. le Baleari fanno un turismo completamente diverso dal nostro. Sono molto più piccole, fanno soltanto, diciamo, è basata sull'industria immobiliare e del divertimento. Noi dovevamo diversificare. 10 milioni sono un buon risultato, ma non sono un risultato ottimale. Ricordiamoci che siamo al 7° posto più o meno, come arrivi, perché ci sorpassa la Sicilia. Conosco italiani che sono andati a vivere a Lazio. Esatto, Capoverde. addirittura, conosco benissimo Capoverde. Che vivono lì e si occupano di turismo immobiliare, Esatto. affitti di case, eccetera, eccetera. Infatti noi nel alberghi. scusa Matteo, nel nostro comunicato diciamo sempre che il problema ancora, e anche oggi lo riportano i quotidiani, il problema sono i trasporti delle persone e i trasporti Purtroppo delle merci. sì, purtroppo Noi sì. non riusciamo, non si può puntare tutto sulla dematerializzazione. Dobbiamo puntare anche sul far viaggiare le Certo. persone, dare dei biglietti a costo conveniente, dare l'opportunità di Ma se spostare. abbiamo appena raccontato ieri che per esempio per i voli per l'Europa gli unici a essere esclusi a 79 euro Lo so benissimo. dall'Italia sono i Lo so sardi, benissimo. perché già con la continuità territoriale pensa che se tu devi andare a fare Lo so una benissimo. visita con una Lo so. diciamo clinica convenzionata, mettiamola così, Lo so. senza fare i nomi, che addirittura abbatte i costi del 50% da qualsiasi altra parte d'Italia, i sardi no, perché siccome hai già la continuità territoriale non puoi usufruire di quell'abbattimento. Ma è una cosa- Cioè, assurda. è una roba Non veramente. anticipa, ma È una cosa anche voi- assurda, noi stiamo lavorando. ma voi come esatto, Noi ma bisogna lavorare molto anche a livello europeo. assolutamente a livello europeo e soprattutto Perché i nostri è molto a livello europeo questo lavoro. europarlamentari devono Esatto, bravo, battersi, bravo. e soprattutto ovviamente anche l'assessore sta lavorando, però teniamo conto che siamo 30 anni che stiamo battendo, forse anche 40 Ecco perché su questo. c'è molta E il sfiducia. saldo È un po' come la famosa frase: beh, Cagliari dai, sta lavorando per diventare città turistica, ragazzi. Sono Da 80 30 anni anche che, lì da che 30 anni. diciamo Anche diventare lì città siamo da turistica. 30 anni, o 40. nessuno ha la sempre bacchetta messi magica, lì però non è fermi possibile che al noi palo. ogni 5 anni torniamo da capo. Abbiamo fallito il problema della Tirrenia. Sì, purtroppo sì. È dato anche dal fatto che prima c'era lo Stato e ha fallito, poi abbiamo dato in mano a una compagnia regionale la flotta sarda ed è fallita. incriminata Poi la sono regione. arrivati Go in Sardinia e ha fallito. Allora, qui non si c'è capisce più onorato. niente, sinceramente, come Senti, una dobbiamo. domanda, ma la vostra proposta Aspetta, stava finendo un Prego. concetto. No. Il problema è a chi fare affidamento. Lo Stato non può più sostenere una situazione di questo genere. Dobbiamo lavorare con privati che siano seri. Vediamo un attimino, noi stiamo monitorando Lavoriamo quello che con- succede. A questo punto, visto il discorso di prima, lavoriamo più che con privati, con civati. Così, così almeno. Beh, Civati la proposta la darebbe subito, lo conosco il suo pensiero. Lui assolutamente. direbbe, siccome la Sardegna è un'isola, no? Ma dai, veramente? No, cerca di capire e ha mille problemi appunto, allora bisogna che il 70% se la colli lo Stato, questo è il suo Assolutamente, ci L'aveva vuole, detto a Cagliari, quindi. secondo me, secondo la nostra Conosco il suo proposta è una privatizzazione però con la golden share dello Stato. Lo Stato deve assolutamente entrarci, non si può lasciare tutto in mano ai Certo. privati. Lo Stato deve assolutamente fare il controllo, perché una deregulation come è avvenuto, una liberalizzazione selvaggia porta alla distruzione. Sì, che Dobbiamo condivido. fermarci perché c'è la pubblicità. Fatemi salutare Patrizia, Prego. buongiorno mitici, grazie Buongiorno, Patrizia, grazie, poi amica. saluto Flavia, buongiorno Grandi, Marcello che dice ti aspetto stasera al chiostro, guarda verrò volentieri stasera. A te? Sì, a lei. No, io non c'entro lei niente. aspettano al pozzo. Non invece. mi aspettano Saluto altrove. Daniela, buongiorno anche a te, Barbara, Valentina, insomma tutti collegati. Mandateci le foto delle vostre colazioni o magari di un bel televisore lì sintonizzato e collegato con i due di Via Venturi anche nei bar, nei tanti bar che ci seguono. Torniamo tra poco.
Allora torniamo da personaggio. Federico Marini con Fartigianato, stavamo appunto parlando di imprese collegate al turismo, di tutto quello che fa turismo, l'Expo sicuramente. Ecco, ne dobbiamo parlare. L'Expo sta, diciamo che è sta turismo. andando, esatto, anche Ecco, quello è turismo, sentiamo. soprattutto cultura del buon vivere in Sardegna, Sì. ovviamente siamo ai primi posti in Italia. L'Expo sta andando bene, si attendevano più turisti stranieri, la realtà è che sono turisti domestici, turisti italiani, soprattutto in piena estate i turisti stranieri non vengono tantissimo perché il caldo è troppo, i prezzi sono alti, e poi le ferie, diciamo, loro le hanno più differenziate, ovviamente. Sì, non hanno magari tutto il blocco delle ferie non hanno il estive. blocco delle ferie estive, appunto. Però diciamo che ovviamente l'Expo è una pietra, potrebbe diventare la pietra miliare, diciamo, del rilancio. Dobbiamo sfruttare ancora meglio, ci sono ancora un paio di mesi, quindi Sino ad ottobre, se non vado sino ad errato. ottobre, quindi Sì. abbiamo ancora 3 mesi, quindi 3 mesi, sì. adesso a metà Agosto, settembre, ottobre. Sì, agosto, perché settembre, ormai siamo al ottobre, 21 certo. di luglio. L'importante è, come abbiamo sempre detto noi, che non si fermi semplicemente a questa edizione dell'Expo. Ricordiamoci che c'è Astana nel 2017, quindi Kazakistan, e poi c'è Dubai 2020. Come Sardegna saremo sempre presenti? Assolutamente, l'assessorato appunto sta lavorando Sì. appunto in prospettiva per le prossime edizioni, perché dalla Sardegna e dall'Italia appunto ci deve essere una proiezione affinché le aziende, non basta intervenire a fare un intervento spot per le aziende per poter piazzare, Certo. per farsi conoscere, serve appunto sedimentare l'immagine che hai di quello che proponi, soprattutto della Sardegna. E da questo punto di vista dobbiamo dire che Quindi noi come l'assessorato sardi, sta allora, lavorando. questa volta Esattamente. siamo appunto combattivi, Siamo combattivi propositivi e dobbiamo determinanti. dire che Possiamo l'assessorato usare sta questi lavorando, sì, assolutamente, l'assessorato sta lavorando bene, non vogliamo fare No, per carità. nessuno spot, però quando c'è da dire che stanno possiamo essere lavorando, orgogliosi. esatto. Una cosa molto interessante a proposito di turismo artigianato, c'è stato un bando che si è chiuso pochi giorni fa, era per i prodotti dell'artigianato artistico all'interno delle strutture, le vetrine dell'artigianato. Praticamente l'assessorato ha messo a disposizione dei fondi Sì. affinché gli albergatori potessero comprare dei prodotti dell'artigianato artistico. Beh, il boom c'è stato, le Sì. richieste sono andate, se non sbaglio, 50% oltre la disponibilità, quindi è stato veramente, noi questa cosa l'abbiamo sponsorizzata, cioè nel senso abbiamo dato, abbiamo passato la notizia ai nostri artigiani, quindi significa che il binomio turismo e artigianato in questo momento ha funzionato. Quindi tutti gli artigiani potranno esporre dentro le strutture turistiche e poi di rimbalzo potranno vendere. Questa è una cosa molto interessante, Sì, molto sul interessante, piano politico, e dobbiamo rendere sì. atto all'assessore che ha lavorato bene, veramente. Ok, dobbiamo sì, dirlo. io credo che il binomio turismo artigianato da sempre Da sempre, esattamente. funzioni Certo, e debba essere uno di quei punti fermi, Un cavallo di da battaglia. sostenere, Sì, sì. perché io per primo che vado in giro Esattamente. e sono stato in giro non tantissimo, forse l'ultimo viaggio che ho fatto è il viaggio di nozze, quindi non mi vabbè. ricordo più, sono passati almeno 3 anni, l'ultima volta che ho fatto vacanza 3 anni fa, però quando siamo andati in viaggio di nozze a ogni città io mi sono portato via qualcosa. Assolutamente. E questa è la regola, Sì, sì, è sì, la regola del turista, se trova aperto. Certo. Dalle Se altre no- parti del mondo troviamo aperto tutto, a tutti tutto. gli orari del giorno e della notte. Strano caso quando arrivi a Cagliari, se vuoi portare via Ti qualcosa, infiocchetta- al massimo porti via, non lo so io, una colonnina del parcheggio. Mentre quella Diciamo che a sta cambiando piano Questa piano. volta, ecco, sta cambiando anche la cultura nel settore. Sta davvero. cambiando la cultura Gli artigiani leggermente, però dobbiamo dire che non basta più aprire quei 3 mesi d'estate, Ecco il problema. dobbiamo fare anche sacrifici, dobbiamo aprire anche quando magari qualcuno non passa, dobbiamo lavorare sulla comunicazione. Ricordiamoci che l'aggressività dei paesi del Mediterraneo e delle altre regioni, quando noi ci basavamo soltanto sul mare, Sì. loro hanno lavorato sulla cultura, sui servizi aggiunti. Sì, perché poi il mare oggi, come oggi, il nostro mare è bellissimo, Ma non però è sufficiente. che Non è se più attrattivo. non è attrattivo, appunto, non è più pensi attrattivo, che sia solo sì. quello l'unico motivo per Esattamente. venire in La gente Sardegna, vuole servizi, Sì, siamo la gente vuole soddisfatti. servizi, vuole infrastrutture, Lo diciamo vuole... da quanto? Sono 302 puntate che andiamo in onda e credo che almeno per 200 puntate Sì, abbiamo sì. detto queste cose.
almeno. Beh, la regione è già entrata nell'ottica di questo. È entrata nell'ottica, dobbiamo cambiare l'immagine, la nostra testa prima di tutto. Poi io mi metto anche da parte di un commerciante, di un artigiano, di chi ha un'attività commerciale che viene affossato di tasse, assolutamente, viene martoriato, viene massacrato di spese folli, assurde, alcune anche solo per avere una tendina parasole. La burocrazia, c'è la burocrazia è esagerata. Allora uno dice: ma io chi me lo fa fare di pagare anche o di stare io in negozio quando proprio non si vede l'anima, e tentare questo esperimento che tanto è fallimentare da anni. Però il problema è che non si è mai fatto realmente con la volontà di dire: noi siamo qui perché siamo una città che accoglie i ricordiamoci, turisti. Matteo, ricordiamoci soltanto 20 anni fa che, faccio un esempio, Cagliari in agosto è tutto chiuso, cioè non c'era niente. Adesso a Cagliari in agosto è tutto aperto. Sì, però attenzione, adesso a Cagliari agosto è tutto aperto perché anni fa esisteva un mercato che ti consentiva di guadagnare, fare cassetto e dire: sai che c'è ad agosto, esatto, non me ne frega niente. Oggi siamo alla canna del gas e se tieni chiuso anche ad agosto rischi veramente. Ma questo è un pezzo. Però ormai è tutto aperto. Questo è un pezzo. La differenza, sta cambiando anche la mentalità. Anche la mentalità. Bisogna dare atto però non andate tanto lontano, è ovvio. facendo 300 km, ma neanche, forse 280 km o quanti sono per arrivare a Castelsardo. Se voi andate da quelle parti d'estate o a San Teodoro, non trovate un negozio che chiuda prima di mezzanotte. Certo. Questa è la sì, assolutamente. Insomma, eravamo abituati troppo bene. Allora, ringraziamo Federico Marini. Grazie a voi. Di salutarlo definitivamente, però voglio vedere questa immagine che ci propongono da Facebook. Due pesche e 3 bicchieri d'acqua. Dice: ahimè, fame da dieta. Ma sembra, no, ma l'immagine sembra di qualcuno che gli hanno tagliato una mano, un dito, qualcosa, perché sembrano pezzettini di cose. C'è un tagliere con i noccioli delle pesche, ecco, dai, quello è. Però salutiamo Irene che è affamata da dieta, povera Irene, c'ha ragione. È un bel cornetto col cappuccino, arrivederci, direbbe ci vuole, o ci una vuole. pesca o 2 pesche come fa il presidente Mameli. Ma allora di pranzo nel bicchiere di vino, ciao. Tieni duro. Tanti baci, saluto anche l'associazione Alzheimer di Cagliari che in collaborazione con l'associazione Anteas organizza la terza giornata del caregiver venerdì 24 luglio e siccome l'associazione Alzheimer l'abbiamo anche sentita in diretta per telefono, ci piace poter ogni tanto sostenerli nelle loro importanti iniziative, visto che l'Alzheimer è una di quelle malattie che purtroppo così subdola e che mettere in ginocchio non una sola persona ma angoscia la famiglia, esatto. Un'intera famiglia. Viene angosciata. Grazie ancora davvero. Grazie a voi, buona estate, grazie a tutti. Buone vacanze. Dopo, alla fine, quando a settembre ritorneremo, il 31 di agosto in realtà torniamo. Vai a Milano. Un lunedì, il 1 settembre, ricordati che sei precettato. Là, ok, vabbè. Sarai l'ambasciatore all'Expo. Va bene. Sardegna a Milano. Andrò dalle parti mia Varese. Esattamente, faccio un salto anche in quella zona. I 2 dell'abitacolo, la pubblicità e poi la seconda ora.